Pensiero del giorno venerdì 7 febbraio. Condividere il dolore degli altri. L'amore deve essere inteso nel senso più vero, nel modo più esatto. L'uomo si sente veramente amato dall'altro quando riesce a renderlo felice. Possiamo allora capire come il nostro amore a volte non sia vero, quando ad esempio ci soffermiamo su argomenti, atteggiamenti e attenzioni che non interessano all'altra persona. Il vero comportamento che interpreta la parola amore, amare, è farsi uno, andare incontro al fratello, soddisfare i suoi bisogni, farsi carico delle sue difficoltà come dei suoi dolori. Quindi significa dare da mangiare e da bere, offrire consiglio e aiuto. Ma cosa succede quando ci comportiamo in questo modo? Quando vediamo i grandi problemi di molte regioni del mondo, vittime del flagello della povertà, della mancanza di alloggi, di vestiti, di lavoro, eccetera, ci rendiamo conto che non possiamo aspettarci che queste persone pensino, per esempio, a coltivarsi intellettualmente o a elevarsi spiritualmente attraverso la preghiera. Bisogna prima sollevarle dal peso della miseria che le schiaccia e poi si può pensare anche a tutto ciò che ha a che fare con la vita della persona umana, educazione, sviluppo integrale, eccetera. Lo stesso vale per ogni singola persona quando amiamo diventando uno. In questo modo eliminiamo completamente ciò che occupa il loro cuore e che può essere fonte di angoscia. Si accorge che portiamo con noi ciò che le opprime e si sente libera. Allora, sentendosi sollevata, libera, svuotata dalle preoccupazioni, è anche in grado di ricevere il messaggio d'amore, di pace che vogliamo portarle. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova, editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.